E allora eccoci qua per parlare di questi rifugiati, dei profughi che stanno arrivando, che vengono distribuiti nel nostro territorio. Frasson voleva rispondere a Morosini a proposito di quanto ha detto Flavio Tosi? No, è chiaro che Flavio Tosi ha fatto una provocazione per cercare di fare emergere un problema a livello europeo. È altrettanto chiaro che ci sono i paesi europei che sono refrattari a qualsiasi tipo di proposta. Allora io dico, signori miei, se l'Italia deve farsi carico di tutto questo po' di costi, siccome l'Italia è uno dei 7-8 contribuenti europei più grossi, perché se andate a vedere il bilancio dell'Europa è fatto dai trasferimenti, io comincerei a detrarre da quello lì le spese che ho per questi. Molto probabilmente capirebbero immediatamente qual è il problema. Perché a un certo punto andate a vedere, l'Italia è tra i paesi storici che contribuiscono maggiormente a fare il bilancio europeo con i trasferimenti a parte dello Stato. Dopo cosa ritorna indietro? Andremo a vedere che non torna mai indietro quello che abbiamo dato, perché evidentemente c'è un problema di, come si può dire, redistribuzione con i paesi più poveri, soprattutto dopo l'allargamento. Ma voglio dire, se da quelle cifre che devo trasferire all'Europa comincio a trattenere le spese che ho per i clandestini, evidentemente l'Europa si accorge subito che nel bilancio europeo non rientrano tutti i soldi che l'Italia dovrebbe dare, e quindi sarebbe un'altra maniera secondo me per sollevare il problema. La Merkel sarebbe molto sensibile, credo, a una diciamo così, segnale di questo tipo. Poi volevo dire, attenzione, sentivo Rosina poco fa dire non è un problema solo di Alfano, di adesso. Ce l'aveva anche il nostro amico quando faceva il ministro Maroni, perché il problema è nato non ieri, è un problema che ormai si trascina da un po' di anni, quello dell'immigrazione, dei barconi. Ecco, l'altra cosa che mi sorprende è stata anche la storia che per esempio questi qua addirittura impugnano il Kalashnikov per farsi dare indietro i barconi. Dico, ragazzi, dopo quello che stanno facendo, almeno facciamoci un buco sul fondo, li facciamo affondare, questi barconi rendiamo inutilizzabili, perché raccogliamo i profughi, poi questi qua tornano indietro col Kalashnikov e si fanno riconsegnare il barcone per fare un altro viaggio. Scusate, mi pare un po' un momento di debolezza da parte di uno Stato come quello italiano, che accetta. I comandanti dicono che l'hanno fatto per la tutela dell'incolumità, però insomma visto da un altro tipo di ottica mi pare proprio un momento di debolezza. Io direi che proprio forse l'Europa è abituata alla debolezza dell'Italia da tanti anni. Come si citava prima, cos'è successo in Libia con la guerra in Libia? Lì è stato uno degli episodi in cui più è emersa la debolezza dell'Italia, in cui uno Stato come la Libia aveva da tanti anni comunque dei rapporti anche di tipo economico, ma comunque un legame con il nostro paese, ha subito quella che è stata la politica estera invece della Francia, che ha voluto intervenire, e noi abbiamo semplicemente assistito. Poi devo dire che anche dopo un paese che ha dei governi che non riescono quasi sempre ad arrivare al termine del mandato, come è stata l'Italia, a lungo, non è un paese che può farsi sentire a voce alta dagli altri paesi. E devo dire anche che un paese che non riesce a riformare se stesso, come da tanti anni è stata l'Italia, inevitabilmente è concentrato su se stesso e non può guardare fuori, quindi è da tanti anni che subiamo questa inconsistenza dei nostri governi verso una politica estera e verso l'Unione Europea, che già appunto non riesce a fare di per sé una politica estera efficace. Io credo che adesso invece riusciamo almeno a dire la nostra e cercare di portarla avanti. Sicuramente non troviamo grandi sponde in Europa, perché gli interessi non sono gli stessi nostri, sicuramente, però in passato non riuscivamo neanche a dirle a voce alta queste cose, forse a capirle sì, ma a dirle no. Ecco, poi una chiosa, visto che effettivamente anche Tosi ricordava come effettivamente il 10 luglio Zaia ha sottoscritto un accordo dove il 7,28% degli immigrati venivano ospitati in Veneto, adesso ne abbiamo il 4,28%, quindi
c'è un accordo che ha sottoscritto Zaia, Allora, in un certo senso, quindi adesso esprimersi in modo molto diverso, però rendiamoci conto che quando si firma queste cose... Ospitati nei centri di accoglienza. Abbiamo anche la grafica su come sono distribuiti nelle regioni italiane i profughi. Vediamo se la regia ce li propone. Intanto chi c'era? Secondo me ci sono io. Allora, Rosina, sì, prego. Continuo a sentire delle inesattezze in merito a una firma che dovrebbe aver messo Zaia quando è stata smentita e rismentita dallo stesso Presidente, il quale ha chiesto a chi continua a dire queste cose di esibire questo documento che lo vogliamo leggere tutti. Non giochiamo. Quindi basta balle e diciamo le verità. No, ma scusa, se posso precisare, bisogna dire le cose giuste. A quella conferenza era presente la Regione, io mi sono letto i documenti ufficiali verbali, quindi tra quello che dice lui e quello che dice Rosina la verità sta nel mezzo e purtroppo sono io portatore di questa verità che mi sono letto i verbali integralmente. Non era presente il governatore Zaia, era presente Coletto in sua sostituzione. Vabbè, certo, vabbè, ma siccome hai detto che ha firmato sì, Zaia, va bene, certo, la regione va bene, la precisione deve essere sempre assoluta. Io mi sono letto i verbali, quindi è un gioco dell'uno e dell'altro. Diciamo che se firma un assessore... in realtà era presente la regione, non la persona del presidente Zaia, ma la persona dell'assessore, il quale nulla ha detto allorché hanno messo in votazione questa storia della ripartizione. Quindi che fosse Coletto, che non ci fosse Zaia non cambia nulla, i rappresentanti della Lega di questa regione hanno condiviso il progetto di ripartizione per cui le quote di immigrati che ci arrivano... Ripartizione che è proporzionale alla popolazione residente. Quindi giusto? Quando arrivano, è inutile che dicono noi non abbiamo votato, hanno condiviso istituzionalmente, il che è anche peggio i miei. Questo è verbale, se volete ve lo tiro fuori. Dopo Rosina avrai tempo. No, ci tenevo a intervenire prima che la cosa vada troppo avanti perché altrimenti devo accumulare, poi faccio io un intervento soltanto di un'ora. Volevo differenziare a questo punto un po' la mia posizione, perché per quel che mi riguarda, intanto puntualizzare su alcuni dati, la questione è marginale, non è marginale, in realtà ma in questo contesto è marginale, la questione che questi infastidiscano le ragazze, le donne. Io vorrei ricordare che il problema delle donne in Italia sono piuttosto gli uomini italiani, perché le violenze, che tra l'altro stanno aumentando anche in Veneto e i dati dei centri antiviolenza e di fuga in Veneto lo dimostrano, le violenze sulle donne stanno aumentando e nella maggior parte dei casi, per percentuali che superano il 70%, derivano dal partner, dal marito, ex marito, fidanzato, ex fidanzato, eccetera, eccetera. Quindi, tra l'altro, io ho avuto contatto diretto con queste persone. Sarà che non sono più giovane, però devo dire che a me problemi non ne hanno mai dati. E quando hanno cercato di darsi da fare in qualche modo, andavano in giro per i cassonetti a cercare delle scarpe che fosse poi possibile rivendere. È vero, sì, che poi c'è stata la questione, c'è la questione che queste persone possono essere reclutate dai circuiti mafiosi. Sì, questo certo, però è un problema che secondo me dopo va gestito, perché ci sono contesti non è che forse che questa situazione così che è gestita male espone maggiormente queste persone? Secondo me c'è un dato di ipocrisia, un velo di ipocrisia che andrebbe tolto. C'è una questione grave in Veneto e non solo, che è quella del caporalato che recluta lavoro immigrato. È della fine del mese scorso il caso di un'azienda agricola di Corezzola che è stata chiusa per un intervento della Guardia di Finanza, che ha scoperto che lì lavoravano 30 lavoratori indiani. Ops, mi è caduta questa cosa. Lavoravano 30 lavoratori indiani che formalmente non erano stati assunti dai proprietari di questa azienda agricola, ma sostanzialmente sì. La retribuzione era nell'ordine dei 3-4 euro all'ora, con orari di lavoro che vanno dai 12 ai 13, che andavano dalle 12 alle 13 ore, senza pausa, eccetera, eccetera. E questo è un dato costante. Io, per giri indiretti, proprio perché basta andare andando in molte aziende. Ma forse questo, quello che volevo dire io prima era questo, che proprio l'ingresso, tra virgolette, questa gente viene usata anche da noi. Io non capisco. Loro sono le vite, oltre a sostenere finanziariamente il business, versano dei soldi per arrivare, poi arrivano qui e magari arrivano al centro di accoglienza e poi, siccome restano lì non fanno nulla oppure cercano escono e entrano nel circuito però secondo me dell'illegalità. i gruppi politici che si rivolgono anche a un certo serbatoio
diciamo, elettorale, dovrebbero sapere che proprio quel serbatoio elettorale è in qualche modo utente, diciamo, di questo serbatoio invece di disperati, per non parlare poi della prostituzione, che è un altro, settore al quale anche, insomma, i veneti attingono, e quindi i veneti maschi attingono e quindi hanno le loro responsabilità. Il fenomeno della prostituzione non è solo italiano. No, la prostituzione di strada almeno è nella stragrande maggioranza straniera, e gli utenti però sono italiani invece. E poi vorrei dire, poi magari ampliando il discorso per non occupare tutto lo spazio adesso, che per quel che mi riguarda il fatto che questa gente arrivi non è un problema. Il problema sono le politiche economiche europee, perché i soldi ce ne sarebbero. Non è un problema. Per esempio, se l'Italia compra gli F-35 dagli americani e li deve per forza comprare, nonostante è dimostrato che sono inefficaci, ecco, ci sono fondi che il discorso si allarga. Sì, però credo che si debba tenere in considerazione. Rosina, prima di far intervenire lei, siccome oggi abbiamo incontrato Matteo Salvini, lo ascoltiamo, e dopo, perché ci sono delle cose che si vanno a collegare a quello che ha appena detto la Nadarutti. Se la regia ce lo propone lo sentiamo, così ovviamente il tema dell'immigrazione era al primo posto, come lo è ormai da tempo, insomma, per Matteo Salvini. Sentiamolo. Ma innanzitutto sono immigrati clandestini, fino a prova contraria, e presunti profughi, perché i veri profughi riconosciuti come tali sono una minima parte di quelli che arrivano. E poi mi piacerebbe che ci fossero davanti alla questura tanti padovani, tanti veneti, tanti italiani, senza casa, senza lavoro, esodati, sfrattati, disoccupati, separati, quindi non si capisce perché noi dobbiamo occuparci e preoccuparci centinaia di migliaia di persone che arrivano dall'altra parte del mondo, quando ci sono 4 milioni di italiani senza lavoro. Ripeto, l'accoglienza per i veri profughi, per i 20-30.000 veri profughi che veramente scappano dalla guerra, è un dovere. Sono miei fratelli e vanno accolti da persone civili e non lasciate in stazione, in mezzo ai giardinetti o in mezzo alla strada. Ma le altre decine di migliaia di persone non possono e non devono stare a Padova, né negli appartamenti privati, né nelle villette, né negli alberghi. Mi ha appena chiamato un comitato di cittadini della Liguria, perché in Liguria li metteranno anche nell'hotel Portofino Culm, 4 stelle, con vista sul Golfo Paradiso. C'è un limite a tutto, c'è un limite alla presa in giro degli italiani. Insomma. Solo Alfano si può inventare il lavoro gratis del clandestino, è una roba da quarto mondo, quindi da scafista adesso si improvvisa piazzista di lavoratori a gratis. Sarebbe pagato per non farli arrivare. Il Veneto è terra di accoglienza, terra di volontariato. Milioni di veneti sono andati in giro per il mondo nei decenni passati, hanno esportato lavoro, fatica, rispetto, non hanno mai avuto colazione, pranzo e cena pagata da nessuno, e chiedono attenzione per loro. Quindi un numero limitato di immigrati è sostenibile, ci sono 500.000 immigrati per bene in Veneto che sono i benvenuti, ma l'immigrazione alla Renzi, all'Alfano, alla Moretti, alla Boldrini è un gran casino e nulla più. È da radical chic preoccuparsi di chi ha bisogno e arriva dall'altra parte del mondo, quando magari ad aver bisogno è il vicino di casa. Però, ripeto, l'immigrazione va regolamentata. Quando andremo al governo non promettiamo di azzerare, perché l'immigrazione è un fenomeno umano, ma di controllare, di limitare, di regolare, di qualificare. E poi la dotta al clandestino non mi sembra la soluzione geniale, perché poi il clandestino di giorno cosa fa? Come mangia? Dove va? E quindi che i padovani che hanno voglia aprano il cuore, aprano il portafoglio, aprano le porte dei loro appartamenti per qualche milione di italiani in difficoltà, e sarei la persona più felice del mondo. Ecco, qui Salvini introduce la questione che sicuramente è quella di cui si parlava anche all'inizio, la quantità di denaro che viene spesa per gestire o comunque gestire questa accoglienza, quando ci sono molti italiani chiaramente che sono in difficoltà. Professor Casen. Allora, gli italiani in difficoltà hanno una scelta molto semplice. Lo dico a tutti i telespettatori, così si organizzino. Vanno a largo con un barcone, poco prezzo. Si dichiarano rifugiati politici perché in Italia stanno malissimo, quindi vengono imbarcati, riportati in Italia e gli danno 35 euro al giorno. Mi ha deluso, professore. Pensavo che dicesse che c'è la soluzione di indipendenza, dove ci sarà legalità e giustizia, ma non voglio intervenire. No, questa è una battuta, no? Gli italiani si trovano nella stessa identica condizione di quelli che vengono. Quindi, se questo è il pass necessario, mi dichiaro
rifugiato politico perché nella nazione, non dico quale, sto male, tanto non ci avrò documenti. Dice, ma lei parla perfettamente italiano, è una questione di famiglia. Allora, al di là della battuta, ma potrebbe essere anche la trama di un bellissimo film, all'italiana, commedia all'italiana, io direi che gli italiani non sanno che cos'è Frontex, Triton e cos'è Mare Nostrum. Allora, perché l'Europa ha detto di no, che non vuole gli immigrati. Non è che ha detto l'Europa, ma sì, va bene, teneteli, ma noi... No, ha detto di no. Voi ve li portate dentro e ve li tenete, perché noi da altre parti, e guardando la carta geografica di prima, sì, non è che la Germania ne abbia di meno. No, no, assolutamente. Ecco, e non è che gli altri paesi del nord ne abbiano di meno. Sia di europei che sono immigrati prima dell'unità dei paesi, diciamo, dell'est, sia per gente che arriva... Eccola qua, la cartina se la mettete in sovraimpressione così si rivede. Questa tra l'altro arriva dai Balcani, arriva dai Balcani, arriva dal Caucaso, eccetera. Di conseguenza loro fanno controllo di frontiera. E dice, come lo facciamo noi, ma questo fa parte della disinformazione dei giornali italiani, ve lo fate anche voi. E allora, quando si va a parlare con l'Europa, l'Europa ti dice, facciamo Triton, non Mare Nostrum, perché Mare Nostrum vanno fino a 12 miglia dalla costa libica a prenderli, e poi si fanno pure sparare dietro perché vogliono i gommoni indietro. Dice no, perché sennò al prossimo giro mi tocca tirare fuori anche i soldi del gommone, costa... Vengono costruiti in Sardegna questi gommoni, li ho visti io. Quindi abbiamo un business dentro il business, c'è un meccanismo abbastanza ricco. Articolato. E li costruivano ancora quando gli albanesi venivano in Italia. Io ero andato ingenuamente a comprare un gommone per questioni turistiche, così per fare... erano 3 ore che aspettavo e dico, ma è possibile che... mi fate perdere un business? Io pensavo di fare una proposta oscena, dico, dice, ma cosa? Vediamo centinaia, lei cosa è venuto a fare? Uno, telefoni che poi ci troveremo. Questa è la situazione. Vabbè, a parte Olbia, tanto per dire dove c'è qualcuno che vuole sapere, va e sa dove andare. Allora, Mare Nostrum, invece, siamo noi che andiamo a prenderli. Gli inglesi ci hanno detto chiaramente, ma naturalmente l'informazione è sempre distorta in Italia, e mi meraviglio, Corriere della Sera, Repubblica, tutto il resto, che non abbia detto esattamente quello che... perché non si può estrapolare una frase e dare il senso che si vuole. Hanno detto, il confine, Triton è una guardia di confine, noi vi aiutiamo a fronteggiare l'immigrazione. Se volete che questi qui montino sulle nostre navi, non abbiamo alcuna problematica. Li fate salire sulle navi inglesi, però non sono cittadini inglesi, perché i nostri immigrati, e ne hanno una montagna in Inghilterra, se li controllano e c'è una politica di immigrazione, perché loro tengono in piedi una situazione che è mondiale, cioè il Commonwealth ha una logica nell'immigrazione inglese, perché è un sistema per tenere insieme tutto il meccanismo del Commonwealth. Non sono immigrati come da noi che vengono a spacciare, gli diamo i 35 euro, cioè non gli diamo i 35, gli diamo i 2 euro, 3 euro al giorno, i 35 se li tiene qualche, giustamente, qualche parrocchia, eccetera, no? Allora, chiarito questo, l'Europa ci ha detto chiaro e tondo, noi vi mandiamo le navi per difendere la frontiera. Finito. E non è che l'Europa si rifiuta. Noi abbiamo altri problemi altrove, ce li stiamo gestendo noi. Voi volete fare questo tipo di politica, siete liberi di farlo, però non li scaricate a noi, perché il business è vostro, perché questo è il business. Quando arriva un immigrato ha tirato fuori dai 3 ai 5 mila euro perlomeno, più quello che dovrà rendere nel tempo, e allora ve li tenete voi, perché noi non abbiamo problemi, ce li abbiamo già e ne abbiamo più di voi,
e il nostro business è fatto in maniera diversa, non è casuale, non è andare a rapinare lo Stato. Organizziamo queste cose e le affrontiamo. Io faccio un esempio per tutti come la Germania ha accolto l'immigrazione turca in tempi non sospetti, anni 60-70. Ha messo questa gente all'interno delle aziende. Parliamo di Mercedes, della Volkswagen, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto cosa ha fatto? Per eliminare l'eccesso di immigrati ha costruito delle fabbriche in Turchia, della Mercedes, ha pagato con lo stesso stipendio, sono tornati in Turchia ed erano operai ricchissimi, perché erano i più pagati in Turchia. E sono tornati volentieri a casa perché se a parità di censo, se a un immigrato gli dico torni in Africa, ti do gli stessi soldi, torno in Africa perché in Africa, vi garantisco, si sta bene, si sta male quando si è poveri. Quindi la seconda cosa, cosa avviene nel fenomeno italiano? La spinta dei profughi, no? Cosa fa? Crea povertà. Perché questi soldi non vengono lasciati in mano agli cittadini italiani, vengono espropriati e fanno finire in altre mani. Cosa succede ai nostri giovani? Devono emigrare, quindi perdiamo valore aggiunto, spendiamo centinaia di migliaia di euro per i giovani che devono crescere, imparare, eccetera, che sono le nostre risorse del futuro, emigrano. Io l'altro giorno, per la strada, una mia ex allieva, che si è laureata con me, mi ha fermato e felice e contenta dice sto andando in Canada. Mi sono sposata, sto andando in Canada, sono felice, eccetera. Si era laureata con un ottimo voto, aveva fatto un'ottima tesi e stiamo perdendo sia lei che il marito, se ne vanno. E in sostituzione a questo cosa abbiamo? Abbiamo un'immigrazione che ci porterà forse manodopera, ma poi il valore aggiunto di quello che noi abbiamo speso per far crescere i nostri figli nelle scuole, e questo lo perdiamo. Certo, Morosini. No, io ero impressionato da quello che ha detto la mia vicina signora Dalutti, che ha detto non è grave il fatto che entrino queste persone. Volevo solo chiedere, ma la quantità è indifferente? Cioè se siamo invasi da 1 milione di persone, come potenzialmente dicono, 2 milioni, non riteniamo che questo sia un atto di irresponsabilità e una mancanza di sensibilità anche umana per loro e per noi, perché si pone il problema sullo stesso livello per entrambe le parti. Che il fenomeno sia ingovernato, dico al rappresentante del PD, è dimostrato dal fatto che 2 giorni fa i prefetti di questa regione hanno detto al governo, e loro sono il governo, perché il prefetto è l'ufficio territoriale del governo, l'UTG si dice in acronimo, ufficio territoriale del governo, che dice a se stesso sono lasciato solo. Domanda, ma da chi siamo governati? Se i prefetti sono in queste condizioni, ma da chi siamo governati se poi i sindaci di sinistra come quello di Treviso Manildo o quello di Vicenza Variati si rifiutano di ricevere gli immigrati? Che criterio è quello? C'è un'ipotesi di fare una tendopoli, no, ad esempio, per quello ve ne mando 4 al giorno, ma tutti i giorni? Cioè voglio dire, ma come ragioniamo? Io dicevo prima, ho usato una parola che effettivamente può apparire pesante, ma siamo di fronte alla improvvisazione quotidiana. Questa è la verità. Io non vedo un progetto e purtroppo, bisogna dirlo, questa è una televisione libera, alla gente è da prepararsi quotidianamente, adesso che è anche la bella stagione, ad arrivi di decine di migliaia di persone, quindi avremo tutti quei fenomeni che con un'altra espressione di improvvisazione sentiremo affrontati. Diamo le case sfitte, visto che sono le case sfitte. Io avverto i cittadini, me ne prendo tutta la responsabilità. Non date le case sfitte perché già valgono nulla, sono soggette a tassazione. Lo Stato non è in grado di pagarvi i compensi che promette per l'occupazione di quelle case. Questa è la realtà. Abbiamo poi una situazione, ripeto, che dal punto di vista a me colpisce umano, perché non siamo insensibili, qui siamo in un territorio dove la solidarietà è vissuta concretamente, certo, e il governo con queste scelte irresponsabili di non governo del fenomeno,
che cosa ci pone? Ci pone in una condizione per la quale anche la nostra inclinazione naturale alla solidarietà, all'aiuto, viene mal gestita, non viene valorizzata e rischiamo di apparire poi all'esterno come i gretti veneti, quelli che sono egoisti, quelli che sono senza sentimento, senza solidarietà, che non aiutano le popolazioni. Il problema, dobbiamo dirlo, è politico. Non è solo italiano, l'abbiamo capito, ma l'Italia non fa nulla. Non è solo europeo perché è di dimensione mondiale, vorrei dire che è una cosa epocale, incredibile, ed è l'ONU che deve intervenire. Io ho visto solo 15 giorni fa il Presidente del Consiglio di questa Italia fallita che si è goduto davanti alle telecamere per aver detto ho stretto la mano a Obama e con Obama siamo d'accordo che intervenga l'ONU. Qual è il progetto? Che progetto è illustrato? L'ONU che cosa ha messo in piedi finora? Aspettiamo che ne affondino altre decine di migliaia come quegli 800 poveretti che sono andati in fondo al mare con la barca. Cioè qui ci vuole qualcuno che prenda la responsabilità oggi del problema, oggi, non con improvvisazione per anche opportunità o speculazioni politiche, ci vuole gente seria. L'ONU deve intervenire ed è un'azione, ripeto, umanitaria e di polizia contemporaneamente, che richiede mezzi straordinari sia per impedire che vengano qua, sia per innescare meccanismi virtuosi di tutela delle persone su quel territorio, sui territori africani, tutte le varie aree. Si possono creare delle aree ben individuate, non tutte le aree sono a fuoco e a guerra, ci sono delle aree nei territori africani che possono essere individuate come aree idonee per accogliere queste persone che sono in corso di migrazione, per assisterle e per indurle con dei vantaggi economici a ritornare nelle loro terre di provenienza con degli aiuti che costano meno di quello che noi spendiamo oggi per fare questa operazione, che poi l'Europa ha Triton, ma Triton è un'emanazione dell'agenzia Frontex. Qui hanno creato anche una imprenditorialità europea su questo meccanismo. Che alla sede centrale a Varsavia. Michele, vuole rispondere? Sì, allora intanto qualche spunto lo prendo dall'intervista di Salvini, su cui sinceramente vedo un populismo un po' troppo facile. Prendo solo alcune cose che ha detto riguardo per esempio a mettere sullo stesso piano chi arriva come profugo e il cittadino italiano impoverito, come se fosse interesse di qualcuno discriminare il cittadino italiano per favorire qualcun altro, cosa che non ha alcun senso. Oppure quando dice che i profughi sono tutti miei fratelli e sono i benvenuti. Facile a dirsi, cioè nel senso che quando queste persone arrivano qua col barcone non mi risulta che abbiano ancora l'etichetta profugo, per cui si dice ok, tu puoi stare qua e sei mio fratello mentre gli altri devono ritornare. Ci sono delle procedure internazionali per cui non è facile riconoscere chi appunto ha lo status di profugo e può chiedere tutti appunto il diritto a seconda della sua storia, da dove viene, dalla sua situazione, quindi facile a dirsi ma molto difficile a farsi, ed è quello che appunto la difficoltà che stiamo vivendo adesso. E poi anche sul fatto li prendiamo e li mettiamo in alberghi a 5 stelle, cioè, allora l'abbiamo detto prima, non è che a qualcuno di questi perché ci piace di più li mandiamo, sono 32 euro che vanno a loro, sono 34 in tutto, 2 glieli danno a loro per 2 euro al giorno e 32 per il vitto e alloggio, cioè, dopodiché dipende dalle strutture recettive che si riescono a mettere nel territorio, quindi non è che c'è qualche privilegiato che ha la fortuna di andare in un posto più bello, magari sognato da qualche italiano. Devo dire poi che c'è un livello micro e uno macro. Vabbè, la discussione di stasera sta sviscerando questo aspetto, l'aspetto macro della dimensione internazionale l'abbiamo visto prima, e quello micro sta emergendo adesso e sono stati citati i sindaci variati, certo, Manildo. Allora, c'è un problema di gestione quotidiana di questo. L'azione di Manildo e di Variatti è nel senso che i comuni non sono in grado adesso di far fronte alla situazione
che continua a essere detta emergenziale, ma che in realtà emergenziale non lo è più da tempo. Quindi il fatto che sia necessaria una pianificazione è fondamentale. Io sono di Treviso e quindi vedo la realtà di Treviso. Come possiamo ancora dire, dopo tutto questo tempo, che arrivano dei profughi e non sappiamo dove metterli, con quell'episodio che non ci sono parole per descrivere, che è successo a Treviso, in cui hanno messo la corriera di profughi davanti alla stazione. Adesso questo qua io credo che qualsiasi persona di buon senso rifiuta episodi di questo tipo, perché abbiamo capito che non esiste emergenza, esiste un fenomeno che sta accadendo. Allora, se dobbiamo pensare a come risolverlo a livello a livello internazionale, dopodiché la gestione micro, cioè quotidiana, con il rimpallo di responsabilità. Io dico che l'ente regione su questo dovrebbe avere forti responsabilità, nel senso che ha ricevuto dei finanziamenti appositi per gestire questo fenomeno, e anche i prefetti, che hanno l'ordine pubblico tra le loro funzioni, il fatto di programmare un ricevimento di queste persone che arrivano in modo dignitoso sia per loro che per i cittadini italiani, perché per i trevigiani vedersi la corriera davanti alla stazione è stato umiliante. Ok, quindi sicuramente c'è l'aspetto della programmazione. Considerando che Treviso è una città invece che ha accolto negli anni migliaia di immigrati per motivi lavorativi, al punto che Confindustria ha creato ma perché poi villaggio, no? Ecco, anche il appartamenti che credo che siano stati tra l'altro utilizzati proprio per l'accoglienza, anche in parte. Ma perché poi il discorso economico è fondamentale in questo momento, anche per capire un po' meglio, perché finché si trattava di fenomeno di immigrazione in un momento anche espansivo, in cui la manodopera effettivamente veniva utilizzata dalle imprese, e le imprese avevano la necessità anche di avere questi lavoratori che facevano anche lavori, diciamolo, che gli italiani non volevano fare. Certo, nel periodo del decreto flussi che c'è anche adesso, ma comunque in regione c'era anche un assessorato ai flussi migratori. Esatto, adesso questa situazione non c'è più, e non esiste neanche in effetti concorrenza tra il disoccupato italiano e un eventuale immigrato, da questo senso, perché la crisi ha resettato tutto, e queste persone che vengono qua non vogliono rimanere in Italia, perché cercano in tutti i modi di andare. Chiudo solo con due dati proprio, che sono in Germania attualmente ci sono 600.000 profughi, 600.000, in Francia 400.000, in Italia 100.000. Quindi arrivano perché noi siamo alla porta, ma dal punto di vista lavorativo il loro obiettivo è altrove. Frasson, non siamo organizzati per gestire questi flussi. Manca effettivamente una cabina di regia. Manca una cabina di regia, non abbiamo le strutture, perché credo che nessuno neanche si aspettasse che comunque questo fenomeno in queste dimensioni. Ecco. Quello che grida... su questo gli allarmi erano stati dati già da tempo, sul fatto che il fenomeno era destinato a aumentare, ma non a livello di milioni, perché si sta parlando di milioni di persone. Ma queste sono ancora delle voci, sono delle voci, se dobbiamo tenere su quali ci sono anche delle polemiche. Quello che grida a vendetta al cospetto di Dio è che la comunità internazionale, la politica internazionale non fa niente per intervenire lì sul posto per risolvere il problema. In Libia abbiamo due governi che sono lì che si danno, l'uno caro agli egiziani, l'altro caro a qualcun altro. Sta di fatto che comunque la comunità internazionale non sta risolvendo il problema in Libia, perché il problema va risolto lì, sul posto va risolto. E una volta risolto all'inizio della trasmissione, andrebbe risolto anche nei confronti dell'ISIS, perché tra due governi che si contendono il controllo della Libia, si intrufola l'ISIS, che evidentemente è terreno fertile presso alcune tribù e presso la gente, e fa il terzo incomodo e taglia le teste alla gente. Intanto si dividono le risorse, però intanto, no? ognuno pesca dove preferisce. Questo è l'altro aspetto. Per cui voglio dire, qui non si vuole risolvere il problema, cioè sembra che tutti quanti
si tappano gli occhi e nessuno fa qualcosa. Dagli Stati Uniti, ma anche, voglio dire, i paesi europei non è che stanno facendo qualcosa per risolvere questo problema. Dall'altra parte abbiamo la Siria, perché tenete presente che gran parte di questi qua non sono soltanto quelli del Nord Africa, vengono dai paesi medio orientali, dalla Siria, dalla Turchia, no, ma da altri paesi che sono in guerra. Ma arrivano ancora anche dall'Afghanistan, dal Pakistan. Sì, esatto. E quindi paesi. abbiamo una serie di focolai che sono incredibili da questo punto di vista. Dopo leggevo lì sotto i messaggi che scorrono. Questi qua tra l'altro vengono anche malmenati, bastonati, trattati come bestie, e sembra che salgono sui barconi dopo essere stati in qualche maniera ammassati in edifici più o meno, certo, diciamo alcuni così. Vengono anche trattenuti, sì. Gli lasciano solo il cellulare per far sì che possano chiamare a casa per farsi mandare dire, dei soldi. c'è Questo avviene anche in Libia, quindi i presupposti per un intervento di tipo umanitario o di tipo internazionale ci sarebbero tutti quanti, secondo me. Io credo che intervenire in Africa sarebbe particolarmente difficile, anche la soluzione che proponeva Morosin prima, andare a intervenire nei paesi del centro Africa. Assolutamente no, è una balla. Si può intervenire globale, come? È una palla che non finisce mai. Cioè, questa fa parte della disinformazione. Non ho capito perché un giornale come il Corriere della Sera non fa un'indagine e non racconta, perché le notizie sono: arrivato il barcone, c'è la donna incinta e la montano apposta, perché quando arriva c'è la notizia, il bambino, va bene, e poi 2 o 3 che magari non è successo, e può darsi che se fosse successo sono caduti in acqua, annegati. Ecco. Poi se sono cristiani allora qualcuno li ha menati, ma in questa situazione è chiaro che è tragica, ma non ditemi che l'Africa non può essere gestita. Lo stanno facendo i cinesi, alla grande, ma alla grande. Non solo, ma arrivano pur lasciando le briciole in Africa, riescono a far sviluppare l'economia africana, perché finalmente in Africa trovano lavoro di tipo agricolo, perché naturalmente le risorse in questo momento dei cinesi è quello di portare a casa più prodotti che servono poi per l'energia. E materie prime, soprattutto. Ma addirittura no, lo sono molto più avanti. Cioè usano la popolazione per l'olio di palma e per la iotropa, e quindi riescono a ottenere migliaia di tonnellate di olio, che poi serve come olio combustibile energetico. Quello che rimane da questa produzione rimane in Africa e può essere utilizzato per produrre energia anche in Africa, dalla macinazione del prodotto. Quindi l'Africa è aperta a qualsiasi iniziativa. Non parliamo poi dove c'è il petrolio, perché allora lì succede quel che succede. Se voi andate allo sbocco del fiume Niger, la situazione è orripilante. Ci sono metri di petrolio che galleggiano nelle varie savane, nelle varie aree prospicienti al mare, e in mezzo al mare c'è un inquinamento che è mostruoso. Dalle esalazioni la gente muore, crepa, ma non se ne parla. Questo è il problema. Siccome poi questo nasce da che cosa? Perché hanno costruito le pipeline, perché scavano sulla terraferma e poi portano con le pipeline il petrolio verso il mare e lo caricano sulle navi, dove nessuno controlla quanto se ne carica. A parte questo, cosa succede? Che vanno a tagliare i tubi delle pipeline per rubare il petrolio. I nigeriani contrari, perché vogliono fare un po' di soldi, e quindi questi tubi rimangono aperti per giornate finché qualcuno se ne accorge, interviene e in qualche maniera ripara queste cose. Adesso l'ENI sta facendo tutte
piattaforme in mezzo al mare per evitare questa possibilità di essere aggrediti. E c'è l'aggressione con i gommoni, arrivano quei Kalashnikov, vanno, sequestrano la gente, eccetera. Questa è la situazione africana. Ma si può sistemare la questione africana? Se lo Stato finanzia le aziende che vadano in Africa e possono attivare, gli Stati africani ti regalano migliaia di ettari di terreno, purché tu vada là, li coltivi, e si può coltivare canna da zucchero, si può coltivare tutto quello che si vuole. Nodaruti che voleva intervenire. Sì, volevo intervenire dopo perché... anche Rosina, certo. Sì, perché in realtà, certo che l'Africa è ricchissima di risorse, il problema è che noi ci stiamo attaccati come zecche, perché quelle risorse vengono usate per noi. L'ENI è lì, ma l'ENI è inquisita anche dalla magistratura italiana, perché paga mazzette alle classi dirigenti locali per farsi dare concessioni per poter estrarre il petrolio senza preoccuparsi del petrolio che esce, che inquina il Niger, che inquina i territori locali, quindi crea danni alla popolazione che non può pescare, che non può coltivare. Insomma, c'è poco da dire. Noi andiamo a rubare il petrolio, andiamo a rubare l'oro, andiamo a rubare i diamanti, andiamo a rubare il platino, andiamo a rubare il coltan. È vero che i governi vendono i terreni, certo, però da quei terreni vengono buttati fuori i contadini che vivono di autosussistenza e che in qualche maniera se la cavano. E quelle grosse estensioni vengono usate per l'olio di colza, per l'olio di palma, che sono monoculture destinate non all'alimentazione locale, producono desertificazione. Quei contadini che hanno perso la possibilità di autoprodursi i generi alimentari di prima necessità finiscono negli slums, nei quali hanno una possibilità di vita che è il 50% inferiore rispetto a quanto non avrebbero rimanendo sulle loro terre. E poi vengono da noi. Però io vorrei a questo punto Posso aggiungere una notizia? Però poi vorrei... Il contadino non riesce a vedere i prodotti. No, ma infatti stavo parlando di autosussistenza, non stavo parlando di mercato. Sì. Però volevo tornare a una questione comparsa e che in realtà è al centro della serata, in realtà, nell'intervista di Salvini, cioè questa contrapposizione tra immigrati e italiani. Non è la prima trasmissione alla quale io partecipo che pone come centro della discussione, come problema per gli italiani gli immigrati. Io, scusate, però ho una prospettiva forse un po' diversa, forse dipende anche dalle condizioni materiali di esistenza nelle quali mi trovo. Io sono una persona che non ha la certezza del lavoro, come tantissimi italiani, d'accordo? Perché attualmente insegno in una scuola, sono riuscita per la prima volta nella mia vita ad avere un contratto a tempo determinato fino a giugno, che poi finirà il prossimo anno. Sì, però vorrei dire che a questo punto il problema degli italiani, per quel che mi riguarda, e che è il mio problema, non sono gli immigrati. Il problema degli italiani sono le politiche economiche operate dal governo e decise in altra sede, cioè in Europa. Perché per quel che mi riguarda il problema in Italia è il pesante taglio della spesa sociale, e tutte le ultime riforme che sono state fatte dicono questo, perché se si guarda la riforma della scuola, se si guarda in prospettiva la riforma della sanità, se si guarda il tipo di riforma del lavoro che è stato fatto, se si guarda la riforma in Costituzione che è stata attuata, che ci vincola al pareggio di bilancio, allora io direi che il mio problema è che non ho più uno Stato che funge da mediatore tra le parti ricche e le parti meno ricche, e che invece in qualche modo consegna tutto nelle mani di chi è più ricco. Per me è questo il problema, e io vorrei che anche di questo si parlasse. Sì, si può affrontare il tema in un'altra trasmissione, sì, va bene, chiaramente, però comunque se abbiamo decine di migliaia di persone che arrivano al nostro paese, la quantità non è un problema. Certo, volevo fare intervenire anche Rosina, dobbiamo andare in pubblicità poi e poi abbiamo i telespettatori. Allora io vorrei dire che ci sono, do un dato, cioè la minoritaria percentuale della popolazione mondiale che detiene il 77% delle ricchezze. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Allora vediamo un altro discorso. Voglio dire che stiamo allargando ancora di più. Lo so, però sono 38 milioni. Ho capito, ma se in Italia, allora i 5 decimi della popolazione, cioè la metà della popolazione possiede
pochissime risorse, il 10% e un decimo possiede il 50% delle ricchezze, allora io direi che tutta quella ricchezza enorme, si parla di miliardi detenuti nelle mani di poche persone, forse potrebbero invece essere rimesse in circuito e redistribuite, perché questo problema non sarebbe un problema. Mi stupisco che la signora Nadalutti possa esprimere dei concetti del genere, perché parlare che non è un problema avere questo tipo di invasione dei nostri territori credo che sia quasi una cosa così nel mondo delle favole, che non c'è nessun problema. Evidentemente lei non frequenta gli ambiti della polizia o non frequenta certi luoghi delle città dove ci sono dei problemi che sono chiarissimi da dove arrivano. È chiaro che in un periodo dove ci sono persone a casa disoccupate, imprenditori che chiudono le loro aziende, imprenditori che si suicidano, 35 euro al giorno a queste persone perché possono giocare a calcio, siano lavati, spesati, possono usufruire di strutture di assoluta bellezza, credo che l'italiano si veda discriminato nell'azione dello Stato, sicuramente. Questo non è un'azione, non è una cosa che non è razzismo, non è proprio una disparità di trattamento che è chiarissima ed è capita da molti italiani. Mi stupisco che ci siano persone che affermino l'incontrario. Cosa farebbe lei, scusi? Mi dica, cosa farebbe lei? Allora, la Lega Nord sta improntando una politica estera che manda delle persone che sono delle persone di fiducia del nostro partito per intraprendere quei dialoghi con quei stati appunto da dove partono, appunto per dirgli che in Europa non c'è più quella fortuna che si pensa di trovare, ma vengono qui in Europa per poi essere assoldati dalla mafia, dalla malavita e essere far parte della criminalità. Lei non conosce l'Africa, se ne fregano altamente. Cioè, oltre ad andare in Tanzania con i diamanti, andate anche in Tanzania a dire che... Guardi che in Tanzania io non sono mai andato. Il partito va, il partito, ci sarà un'azione di governo, viva Dio, dai. E le invito anche a non fare certe battute. Sì, è la realtà, so che duole, ma questo è il dramma. Non è la realtà, lei sta facendo delle affermazioni che non sono corrette, tanto è vero che chi ha sbagliato sono già stati allontanati dal partito, quindi voglio dire... Ecco, quindi mi stupisco che si possono dire certe cose. Tra l'altro ho sentito prima che ha avuto l'esperienza di persone che andavano a raccogliere le scarpe all'interno di cassonetti. Quelli che ho visto io sono tutte persone che hanno scarpe nuove, vestiti nuovi, smartphone, cuffiette, che si alzano alla mattina quando hanno voglia, vanno a giocare a pallone, si divertono con le ragazzine a infastidirle. Poi con questo non voglio dire che se c'è quel 20% che parlava Salvini merita di essere aiutato o non debba essere aiutato, però deve essere il 20%, devono essere quelle persone che meritano di essere aiutate, perché vengono da uno Stato dove c'è la guerra, perché hanno i titoli per essere aiutati. Sì, bene, però il problema è questo, se lo status di rifugiato lo Stato italiano ci mette tra un anno e 2 anni, si diceva all'inizio, certo, per riconoscerlo. In quei 2 anni, questa gente qua, cosa ci facciamo? Cioè, voglio dire, per decidere che quel 20% ha quello status, bisogna aspettare 2 anni. Allora, gli altri, voglio dire, fino a quel momento sono tutti quanti uguali dal punto di vista della legge. In quei 2 anni cosa facciamo? Io per esempio ricordo che proprio in quella esperienza c'era questa gente che aveva dei permessi di soggiorno che venivano rinnovati di 6 mesi in 6 mesi e sopra c'era scritto a chiare lettere non valido per lavorare, mentre questi stavano malissimo ad essere messi lì a mangiare, dormire e basta. Quindi lei è d'accordo con Alfano, ad esempio, che potrebbero essere utilizzati per lavori socialmente utili? Ma di cosa stiamo parlando? Certo, però non sono persone che sono libere, come vanno a giocare a calcio? Lei è d'accordo che i profughi possono essere utilizzati per lavori sociali? Però chiariamo non gratuitamente, questo non vorrei che fosse associata. Vedrai poi andiamo in pubblicità. Il minimo che lavorino gratuitamente, visto quello che lo Stato sta dando a queste persone, minimo gratuitamente. Tra l'altro non sono di reclusi,
come vanno a giocare a calcio nei campetti dei nostri ragazzi e che i nostri ragazzi non riescono neanche più ad andarci a giocare prima nell'intervista? Possono prendersi in mano una scopa e pulire le strade se vogliono, certo. Nessuno li ha mai obbligati a rimanere dentro questi stabili e si lamentano che non possono lavorare. Chiarissimo, dobbiamo andare in pubblicità, rientriamo subito e poi diamo voce ai telespettatori che stanno aspettando pazientemente. A tra poco.